Ancora 2 vittime lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ancora 2 bambini che non diventeranno mai adulti. Su uno dei barchini arrivati in queste ore a Lampedusa c'erano anche i corpi di 2 gemellini neonati. Sono nati in Tunisia, ma lì la crisi sta privando persino gli ospedali degli strumenti per prestare le cure necessarie alla popolazione. Per questo hanno raccontato sconvolti i genitori all'arrivo, hanno deciso di tentare il tutto per tutto, portarli in Italia, dare loro la speranza di sopravvivere. Ma non ce l'hanno fatta, si sono spenti poco dopo la partenza da Sfax. Arrivati a Lampedusa, i loro corpi sono stati trasferiti nella camera mortuaria dove già riposano quelli dei 2 bimbi di meno di 1 anno uccisi da un'esplosione avvenuta su un barchino su cui viaggiavano i cadaveri di 2 uomini e 2 donne, vittime di un naufragio che nessuno sa o hanno potuto raccontare. Sono stati trovati ieri mentre si cercavano i dispersi, incluso un neonato di 15 giorni, di altri disastri. E dal Mediterraneo le richieste di aiuto si susseguono. Mentre viene diramato l'ennesimo allarme per segnalare 1300 persone in difficoltà, si inasprisce il rapporto fra la flotta civile e le autorità italiane. Il messaggio di SOS è arrivato da Alarm-Pon, nella zona di ricerca e soccorso fra Malta e Italia ci sono 2 barconi di legno in difficoltà, con a bordo rispettivamente circa 700 e 650 persone. Gli unici a rispondere sono gli equipaggi delle navi ONG. In mare ci sono Ocean Vikings di SOS Mediterranee e l'SOS Humanity. Nella notte l'ultimo salvataggio. 22 persone sono state salvate da un gommone con i tubolari ormai tanto sgonfi da permettere all'acqua di inondare lo scafo. Altre 80 circa sono a bordo di Ocean Vikings, che ha risposto alla richiesta di soccorso inviata da 2 barchini su cui viaggiavano anche bambini neonati. Secondo le leggi internazionali è un dovere intervenire in soccorso di chi si trovi in difficoltà in mare, ma dal Ministero dell'Interno già fanno sapere che alle 2 imbarcazioni potrebbe essere persino negato l'accesso in porto. Nel frattempo a Lampedusa continuano gli sbarchi, oltre 500 persone sono state accompagnate nella notte al molo Favarolo. Nel frattempo si incolonnano i migranti salvati nei giorni scorsi e adesso in via di trasferimento in altri centri.